25enne di origini moldave di Spinea, accusato di omicidio preterintenzionale. La vittima, un connazionale di 39 anni morto per un pugno ricevuto in un parcheggio di Mestre, era intervenuto per difendere il figlio durante una lite. Arrivati in procura gli esiti degli esami tossicologici su Alex Marangoni, il 25enne di Marcon morto all'abbazia di Vidora. Fatale il mix di cocaina e ayahuasca che gli avrebbe procurato una crisi psicotica. È morto dopo ore di agonia il 18enne, rimasto coinvolto in un grave incidente a Mirano nella mattinata di ieri. Il suo cuore ha smesso di battere in serata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Mestre. Superjet di Tessera, un passo dalla chiusura, i 110 dipendenti pronti a manifestare a Roma davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze. C'è anche il CEO di Coima, Manfredi Catella, tra le persone per cui la Procura di Milano ha chiesto l'arresto. L'inchiesta non riguarda l'Hotel de Ben, ma c'è preoccupazione che la vicenda possa avere ripercussioni anche in laguna. A Venezia si avvicina la notte famosissima del Redentore, illuminata dai fuochi d'artificio sabato sera. Domani intanto l'apertura del tradizionale Ponte di Barche. La città si prepara a vivere la festa. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali con un 25enne di origini moldave residente a Spinea accusato di omicidio preterintenzionale. La vittima è un connazionale di 39 anni morto per un pugno ricevuto in un parcheggio di Mestre. Era intervenuto per difendere il figlio durante un'animata discussione proprio con l'indagato. Tutti i particolari nel servizio di Filippo Fois. Un pugno sferrato al culmine di una lite, pare scoppiata per futili motivi, ha interrotto bruscamente la vita di Vladimir Radu, 39enne di origine moldava, residente con la famiglia a Noale. Un suo connazionale di 25 anni è ora indagato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Per lui è stato disposto l'obbligo di dimora a Spinea con divieto di uscita dalle 20 alle 7. La tragedia si è consumata qui, in uno dei tanti parcheggi dell'area commerciale di Mestre, che si trova a pochi passi dall'ospedale All'Angelo, l'ospedale in cui Vladimir Radu è spirato dopo 2 giorni di ricovero. L'episodio risale al 21 giugno e la morte di Radu al 23, ma l'udienza per la convalida d'arresto dell'indagato si è svolta il 16 luglio, al termine di un periodo che il giovane ha trascorso fuori dall'Italia. In questo parcheggio il figlio 14enne della vittima avrebbe iniziato un'animata discussione con il 25enne e a questo punto che Radu sarebbe intervenuto per sedare gli animi. L'indagato avrebbe ammesso la propria responsabilità, spiegando però al GIP di aver reagito ad un'aggressione a sua volta subita. L'epilogo in ogni caso è stato drammatico, scandito dall'arrivo del SUEM e della polizia locale e dai vani tentativi di salvare la vita del 39enne. Tentativi ai quali nel parcheggio aveva partecipato anche l'aggressore, poi espatriato per alcune settimane, infine rientrato in Italia dove è stato fermato dalle forze dell'ordine. Ricostruire l'esatta dinamica dei fatti non dovrebbe essere difficile, non solo per le testimonianze ma anche per le telecamere di videosorveglianza presenti nell'area. Ciò che resta per ora è il lutto di una famiglia il cui padre è stato strappato alla vita, lasciando un vuoto che sarà impossibile colmare. E c'è poi il giallo di Vidoro. Sono arrivati gli esami tossicologici su Alex Marangon. Sono finalmente arrivati in Procura della Repubblica a Treviso. Ebbene, nel sangue c'erano tracce di ayahuasca. Daniela Sizia. Un mix di droghe che gli ha procurato una crisi psicotica fatale. Le prime verità su quella maledetta sera, quando dopo un rito sciamanico Alex Marangon, 25 anni, è scomparso nel nulla. È la notte tra il 29 e il 30 giugno dello scorso anno. Qualche giorno dopo il corpo del giovane viene ritrovato in una secca del Piave a Ciano del Montello. Ad oltre un anno dalla morte del 25enne sono arrivati i tanto attesi esiti degli esami tossicologici. Il ragazzo, che sarebbe caduto dalla terrazza dell'abbazia di Vidor, aveva nel sangue un mix di droghe, alcune assunte nell'immediatezza di quella sera, altre nei giorni precedenti. Fra queste sono emerse nel sangue tracce delle piante con le quali viene preparata la ayahuasca, una droga illegale in Italia che dà un effetto psicotropo e allucinogeno. A provocare un esito dirompente anche l'assunzione, da quello che sarebbe emerso, di cocaina e di altre sostanze. Dunque la prima risposta è arrivata. Quella sera la ayahuasca era presente. Gli esiti di questi esami sono già arrivati in procura. Questi risultati aprono altri scenari. Chi avrebbe dato ad Alex quel mix di droghe? Probabilmente l'effetto causato al giovane è stato più grave che agli altri partecipanti, proprio per l'assunzione anche della cocaina.
Alex quella notte, dopo aver preso un cocktail di stupefacenti, è entrato in uno stato di alterazione mentale, tale forse da sconvolgergli la percezione della realtà. Ora sarà la procura a dover decidere i prossimi passi. È rimasto aperto intanto il fascicolo per omicidio volontario. Sarà da capire se l'organizzatore Andrea Zuin e i curanderi saranno considerati responsabili della presenza degli stupefacenti durante il rito sciamanico. Fino ad ora avevano dichiarato che la ayahuasca non era stata fatta circolare quella notte. Ora la verità è venuta a galla, una verità che lascia aperta ancora molte domande. Perché se Alex ha avuto una crisi talmente grave nessuno lo ha fermato e perché l'allarme è stato lanciato dopo 3 ore? A queste domande difficilmente si troverà una risposta. È morto dopo ore di agonia il ragazzo rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Mirano nella mattinata di ieri. Si tratta di Gianmarco Valerio, 18 anni appena. Il suo cuore ha smesso di battere nella serata di ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Mestre. Gianmarco stava percorrendo via Cavin di Sale in direzione di Mirano. A bordo della sua Ducati Monster si stava recando al lavoro quando si è scontrato con una utilitaria. Il giovane è volato per 20 metri sull'asfalto con la moto e ha finito la sua corsa prima contro un muretto e poi in un fossato. Immediati erano scattati i soccorsi sul posto a fare i rilievi del caso. Era intervenuta anche la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese. Ed è stata una giornata molto difficile quella di ieri sulle strade del Veneziano, la tragedia di Portogruaro con la morte di Dario Marcuz a 73 anni, anche in questo caso inutili i soccorsi. Il 73enne viveva ad Azzano Decimo. Non ce l'ha fatta Dario Marcuzzi, il 73enne di Azzano Decimo, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo la statale 14 Triestina, in località Vado, nel comune di Fossalta di Portogruaro. È deceduto all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove era stato trasportato in elicottero in condizioni disperate. Erano le 14:45 quando lo scooter Honda su cui viaggiava si scontrò frontalmente con una Peugeot 208 condotta da un 54enne residente in zona. L'impatto era stato violentissimo. Entrambi i mezzi finirono nel fossato a lato della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, Marcuz procedeva regolarmente nel proprio senso di marcia. Le ipotesi al vaglio restano 2: un improvviso malore dell'automobilista oppure un sorpasso finito male. Sul posto erano intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari con 2 ambulanze, una da Portogruaro e una da Latisana, oltre all'elisoccorso decollato da Treviso. Presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri della radiomobile per i rilievi e la gestione della viabilità deviata su strade interne. Ferite non gravi per il conducente invece dell'auto. La notizia della morte di Dario Marcuz si è diffusa rapidamente ad Azzano Decimo, destando profonda commozione. A Corva, frazione dove viveva, in via Boscat, regna l'incredulità. Nessuno vuole parlare. Al nostro arrivo il figlio Mauro è uscito visibilmente provato, in lacrime, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, scosso dalla terribile notizia. Marcuz lascia la moglie Fabiola e il figlio Mauro. Esprimo il mio cordoglio e quello dell'amministrazione comunale alla famiglia Marcuz per l'accaduto. Purtroppo c'è stato questo tragico incidente ieri in località Fossalta di Portogruaro che ha visto appunto il decesso del nostro concittadino. Noi esprimiamo la nostra vicinanza, come dicevo, ma anche la vicinanza di tutti i concittadini di Corva e di Azzano Decimo che lo conoscevano, che conoscevano lui, sia la moglie e anche il figlio. Allora vi do un'ultima ora di cronaca, possiamo vedere queste immagini, non mettiamo il sonoro, stanno confluendo ora in redazione. Parliamo di una rissa che si sarebbe registrata poco fa nella zona di San Zaccaria su un pontile, borseggiatori in azione. Sarebbe poi scattato anche l'intervento dei gondolieri, di alcuni gondolieri, quindi una rissa a San Zaccaria con dei borseggiatori che avrebbero tentato di rapinare una famiglia
famigliuola probabilmente di turisti, sono intervenuti dei gondolieri, sarebbero intervenuti dei gondolieri. Chiaramente il condizionale d'obbligo è un quadro in evoluzione. E sempre per la cronaca, stanotte la Polizia di Stato di Venezia ha arrestato un cittadino straniero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti delle volanti lagunari lo hanno fermato a dorso duro con addosso 177 involucri di hashish e una modica quantità di cocaina. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto. La cronaca sindacale, l'avvertenza è quella della Superjet di Tessera, tutti gli aggiornamenti. Quella che si sta consumando attorno a Superjet International non è solo una crisi aziendale, è lo specchio di un fallimento politico e istituzionale che rischia di cancellare nel silenzio una realtà industriale strategica e 110 posti di lavoro altamente qualificati. La sintesi è del segretario generale della Wilm di Venezia, Diego Banisson. Davanti ai cancelli della Leonardo di Tessera, i lavoratori di Superjet e i colleghi di Leonardo si sono riuniti in assemblea per quella che appare quasi come l'ultima chiamata per salvare un'azienda in salute bloccata da circostanze che nulla hanno a che fare col mercato. A parte un 10% di Leonardo, infatti, il 90% di Superjet controllato da una multinazionale russa è stato congelato nell'ambito delle sanzioni a Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Per effetto della guerra, per effetto del congelamento delle attività e delle sanzioni che sono applicate, insomma, noi ad oggi, dal febbraio del 2022, abbiamo le attività congelate al punto che a oggi incomincia a mancare anche le risorse economiche per pagare gli stipendi, ma soprattutto non abbiamo una certezza sulla continuità produttiva di questa azienda. Superjet è un'azienda ad alta tecnologia aerospaziale con un personale ad alta competenza. C'è addirittura un progetto di rilancio da centinaia di milioni di euro arrivata dagli Emirati Arabi con prospettive di un robusto aumento di personale, ma dal Ministero dell'Economia e della Finanza, dicono i sindacati, arrivano risposte vaghe e poco rassicuranti. La politica qua sta rinunciando a un progetto industriale che prevederebbe la crescita di Superjet fino a 500 persone, quindi in un territorio che sta lentamente depauperando quello che è, insomma, anche la manifattura. Stiamo rinunciando ad avere un investimento così importante sul territorio. È paradossale che in una situazione come questa, dove abbiamo un progetto industriale di rilancio che potrebbe generare occupazione, competenze, strategicità nel territorio, non si riesca a rilanciare un'azienda. È la prima volta dal dopoguerra che avviene che chiudiamo un'azienda per motivi geopolitici. I sindacati chiedono ancora una volta un intervento immediato del governo e di Leonardo. Ad agosto non si potrà più neanche pagare gli stipendi ai dipendenti. Ci lasciano intendere che c'è tutta la volontà, insomma, di lasciare andare questa azienda verso il suo destino, cioè verso la chiusura, e noi lo riteniamo inaccettabile. Se non troviamo una risposta dopo l'assemblea pubblica che abbiamo fatto oggi, sicuramente ci organizzeremo per andare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e chiedere delle risposte. Chiediamo anche a Leonardo di venire al tavolo perché, ripeto, Leonardo è un attore fondamentale, al 10% all'interno di questa società, e fino ad oggi Leonardo, insomma, ha girato la testa dall'altra parte. E chiama in causa il governo il senatore veneziano Dem Andrea Martella. I sindacati hanno denunciato l'inerzia delle istituzioni governative in questa vertenza. Hanno assolutamente ragione. È da tempo che io con il governo interrogo il governo su queste questioni per sbloccare una situazione che deve essere sbloccata al più presto, proprio per garantire una prospettiva immediata. Al di là di alcuni consiglieri regionali e comunali, lei è l'unico politico nazionale che è venuto qui. Com'è possibile che si lasci morire un'azienda che è anche in grossa salute? Guardi, io sono venuto qui parecchie volte ed è da tempo che chiedo di dare una prospettiva a Superjet. Sì, purtroppo nell'assenza di un impegno che dovrebbe essere un impegno di tutti, innanzitutto del governo nazionale e di chi a livello locale è amico del governo nazionale. Oggi ne è venuto fuori un impegno. I sindacati, le forze politiche, le istituzioni, Confindustria lavoreranno per sbloccare la situazione. Lo faranno sulla strada che ho indicato da tempo. Io ci sono perché credo fortemente in questa prospettiva e soprattutto per il destino di lavoratori e lavoratrici che non possono rimanere a casa senza che gli venga data una spiegazione, peraltro in una realtà che ha un mercato e che quindi potrebbe funzionare.
C'è anche il CEO, l'amministratore delegato di Coima, Manfredi Catella, tra le 6 persone per le quali la Procura di Milano ha chiesto l'arresto per presunte irregolarità. Il terremoto che si sta registrando a Milano, l'inchiesta non riguarda e non coinvolge l'Hotel de Ben, ma in città c'è comunque preoccupazione. L'accordo con Igolil e l'acquisto del debito storico che originava ancora da Escapita è un passo molto importante che finalmente consente l'avvio di un tavolo concreto con il Comune di Venezia innanzitutto, con le istituzioni comunali, regionali e nazionali naturalmente, per creare le condizioni per un'opera che sia un restauro di un palazzo storico di grande valore per il nostro paese, nonché anche un contributo per quella valorizzazione del Lido e di Venezia che è certamente rilevante. Meno di un mese fa il CEO di Coima, Manfredi Catella, aveva parlato così ai nostri microfoni. Era il 23 giugno scorso. Ora l'inchiesta di Milano, che coinvolge lo sviluppo urbanistico della città di Milano e ha portato la Procura Lombarda a chiedere l'arresto di 6 persone, tra le quali anche il CEO di Coima, a Venezia e al Lido creano una forte preoccupazione che la vicenda, che vede indagato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, possa complicare non poco anche il recupero del De Ben al Lido di Venezia, un progetto atteso da 16 anni e annunciato con un investimento da 200 milioni di euro, così il presidente della municipalità del Lido, Emilio Guberti. È indubbio che l'inchiesta giudiziaria che è in corso a Milano per presunti illeciti urbanistici e che vede coinvolti i vertici del comune e non solo, preoccupa anche qui a Venezia e al Lido in particolare, non fosse altro per il fatto che è coinvolto anche il costruttore Manfredi Catella, presidente della Coima, che da poco aveva annunciato proprio un'operazione di recupero dello storico Hotel de Ben. L'avvocato Francesco Mario Delia, dal canto suo portavoce del Cook del Lido, al De Ben ha anche recitato nel celebre film Morte a Venezia di Luchino Visconti. La notizia che l'albergo riattiva a breve non potrà trovare invece attuazione. Dobbiamo aspettare ancora mesi ed anni prima che l'albergo De Ben, il famoso Hotel de Ben del Lido di Venezia, riapra. È un'offesa ai viventi e alla città di Venezia. Rimpasto a Chioggia con il sindaco Armelao che ha comunicato che a breve firmerà un decreto di redistribuzione delle deleghe. Serena De Perini avrà funzioni di vice sindaco e tra gli altri anche il referato alla pesca. Ritorniamo a Venezia per la festa del Redentore contro la rovescia. Con l'inaugurazione venerdì alle ore 19 del Ponte Votivo, a Venezia entra nel vivo la festa 2025 del Redentore. Saranno il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, insieme alle autorità cittadine, ad attraversare per prime il ponte che dalla fondamenta delle Zattere collega la Basilica del Santissimo Redentore alla Giudecca. Dalla scalinata della maestosa Basilica, poi il saluto alla città del Patriarca e delle autorità. Dalle 20 il ponte, simbolo e sintesi di un pellegrinaggio anche spirituale, sarà aperto fino a domenica mezzanotte per tutti coloro che lo vorranno attraversare. Lo spettacolo pirotecnico si svolgerà nella tradizionale parte del bacino di San Marco e del termine del canale della Giudecca. Ricordiamo che lo spettacolo inizierà alle ore 23:30 e terminerà intorno alle mezzanotte 10. In questi giorni è in corso la prenotazione delle aree del posizionamento dove le barche si potranno ormeggiare. Ma a Palamano il direttore di Vera Fabrizio Doria spiega come avverranno gli accessi in modo ordinato e contingentato, secondo uno schema già sperimentato in passato. Una predisposizione in 3 aree per le imbarcazioni fino agli 11 metri, l'area 6, l'area 3 e l'area 2, intorno alla zona dei fuochi, l'area 4 che è dedicata alle imbarcazioni a vela e l'area 5 che è dedicata alle imbarcazioni tradizionali o con motori fino a 9,9 o se no a remi. Poi vi è un'area dedicata alle gondole, l'area G, e l'area 7 che invece è dedicata ai taxi.
Sono previsti dalle Ferrovie dello Stato anche treni speciali per arrivare in città sabato, domenica pomeriggio le regate e alle 19 il solenne pontificale del Patriarca Francesco che Antenna 3 trasmetterà in diretta. Il Redentore è anche un redentore diffuso con ulteriori iniziative sul territorio e tra queste ricordiamo gli spettacoli pirotecnici sempre alle 23:30 di sabato 19 luglio alla Sagra di Malcontenta, alla Sagra di Asseggiano e a Pellestrina. Da Venezia è tutto, buona serata.